Siamo con Nicola Pozzo del Montecchio Percalcino. Allora Nicola, innanzitutto complimenti perché avete disputato una bella partita, però non è bastato. Intanto buonasera a tutti. Oggi è stata una partita difficile, sapevamo che sarebbe stata difficile, eravamo contro una buona squadra e eravamo anche in casa loro. Siamo arrivati qua convinti di poter fare un buon risultato. Purtroppo all'inizio abbiamo un po' sofferto, eravamo riusciti a tornare sotto un paio di volte, ma appena facciamo gol subivamo il gol. Comunque penso che di testa questa partita l'abbiamo sempre tenuta lì, stiamo anche andando sotto, continuando a prendere gol, abbiamo continuato a giocare, quindi penso che possiamo ripartire da questo, dal fatto che non bisogna mai mollare e bisogna stare attenti appunto quando si fa gol a non prenderlo subito. Ecco, direi che comunque, se mi permetti, possiamo dire che avete dato continuità comunque, al di là poi del risultato finale, comunque alla bella prestazione anche di una settimana fa contro il Berganze. Penso che stiamo lavorando bene in questi giorni. Dopo la partita col Berganze abbiamo ancora più confidenza sui nostri mezzi e stiamo lavorando bene anche durante gli allenamenti di settimana, cercheremo di continuare così. Anche stasera secondo me non abbiamo fatto una brutta prestazione, anzi purtroppo abbiamo subito gli episodi e purtroppo le partite si decidono con gli episodi. Grazie e un grosso in bocca al lupo per il vostro proseguo di campionato. Grazie e buona serata.